Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora io comincio a sospettare seriamente che non esista una persona in carne e ossa che risponde al nome di Ilaria Salis. Ilaria Salis è un idealtipo, un paradigma, meglio una caricatura, o ancora potrebbe essere al massimo un agente infiltrato da ambienti di estrema destra per far appunto deragliare la sinistra del nuovo millennio verso la propria versione più caricaturale, contraddittoria e indifendibile, perché quella che sembra Ilaria Salis in carne e ossa riesce ogni giorno a superare le nostre scarse aspettative, vi assicuro che sono molto scarse. L'ultima è probabilmente al momento insuperabile, perché abbiamo appreso nella serata di ieri, lo saprete ormai tutti, che Ilaria Salis è stata condannata a risarcire con 300.000 euro due lavoratori che lavoravano per lei e che lei ha licenziato in tronco senza giusta causa. È meraviglioso, cioè la paladina della nuova sinistra contemporanea ha licenziato dei lavoratori senza avere il diritto di farlo. È la nemesi finale, è la sconfessione finale della retorica, della narrazione, ma anche delle ragioni storiche di qualcosa come la sinistra politica. In ogni caso, la cronaca prima, la sentenza messa nero su bianco dal giudice Franco Caroleo dopo il ricorso di due assistenti della eurodeputata di AVS, ha accertato l'illegittimità del recesso, della cessazione immediata del posto del rapporto di lavoro comunicata senza preavviso, cioè come neanche direbbe Ilaria Salis il peggior turboliberista potrebbe fare. La sentenza chiarisce che spettava alla Salis, in quanto datrice di lavoro, fornire una prova della giusta causa. Ma essendo lei sempre stata contumace, non si è mai presentata in udienza, non ha evidentemente assolto al proprio onere. Quindi, conclude il tribunale, si deve affermare l'insussistenza della giusta causa nei recessi impugnati, che erano quelli appunto che la Salis aveva comunicato ai due collaboratori il 17 febbraio 2025. Dopo pochi mesi, diciamo, in cui costoro erano stati assunti, e ripetiamo, senza alcun preavviso, rimproverandoli di cessazione del rapporto di fiducia, di rispondere in ritardo alle mail. Quindi la Salis chiede delle prestazioni appunto turboliberiste che lavora per lei, apprendiamo. In ogni caso è una notizia a modo suo meravigliosa, perché chiarisce l'attuale rapporto dell'attuale sinistra col tema del lavoro, che era il tema fondante della sinistra storica novecentesca, quando era ancora calata nella società, quando rispondeva e incarnava ancora istanze reali, quando aveva una piattaforma contestabile, ma di miglioramenti effettivi di condizioni di vita, insomma, quando non era tutto flottiglia, Gaza e Green Deal. Contraddizione ancora più straordinaria se messa in relazione con qualche esternazione della Salis in tema di lavoro, padroni, salario minimo, compagni. Leggiamo le più spettacolari in cui ci siamo imbattuti stamattina, riassunte per esempio da Libero. Chi sfrutta, paga salari indegni o non garantisce condizioni di lavoro sicure non deve ricevere un solo euro di denaro pubblico. Quindi lei, che di denaro pubblico in quanto europarlamentare ne riceve a iosa, dovrebbe essere la prima a restituire il suo stipendio, visto come diciamo è avvezza a trattare i lavoratori. Altro che i migranti di qua, i migranti di là. La vera emergenza sicurezza in Italia e in Europa è il caro vita, dice lei tiene all'economia reale, per questo che licenzia nel giro di mezz'ora senza giusta causa chi lavora per lei. Ovviamente bisogna rendere più stringente la direttiva europea sul salario minimo. Sì, però deve esistere, diciamo, un contratto perché esista un salario minimo, ecco. Ma poi forse l'esternazione più roboante
In Italia restiamo ostaggio di questi oscurantisti fascistoidi che difendono padroni e padroncini del capitalismo straccione made in Italy. Un sistema sempre più fondato sull'ipersfruttamento della forza lavoro e su un'economia a bassissimo valore aggiunto, sempre meno sul benessere e la creatività dei lavoratori, che evidentemente sono la stella polare della sua poi azione concreta, non del suo esternare nelle agenzie, no? Il benessere, la creatività dei lavoratori. E insomma, la nuova eroina della sinistra, condannata a risarcire 2 lavoratori che non dovevano essere licenziati, è veramente lo zenit della sinistra del nuovo millennio. Aggiungiamo la postilla che la Salis lamenta di non aver mai ricevuto la notifica del procedimento, che non è stata mandata nessuna PEC. La controparte replica dicendo che hanno provato a notificare al suo ufficio fisico, quindi non alla PEC di residenza dell'europarlamentare, più e più volte il procedimento, ma l'onorevole non era mai in casa. Ora la battuta è troppo facile, ma chissà se era la sua casa e chissà eventualmente in quale casa era l'onorevole e di chi era. Sicuramente dopo questa notizia, se mai esiste davvero Ilaria Salis ed è davvero così, insomma consigliamo di cambiare emisfero.